una fiera 1353 anni, viene in un momento difficile anche per l'agricoltura trevigiana, dove in questi 5 anni abbiamo chiuso 2080 aziende agricole, quindi un momento difficilissimo, però noi cerchiamo di tenere uniti gli espositori e i visitatori, che poi sono gli acquirenti delle macchine, tenere unito questo cluster economico commerciale e rilanciarlo a livello nazionale, perché ne abbiamo i requisiti. Oggi con le nuove strutture abbiamo i requisiti per far riconoscere, e abbiamo già avviato le pratiche, far riconoscere questa fiera, che oltre ad essere punto di riferimento di quella macro regione Alpe Adria, diventi anche punto di riferimento della nazione Italia. E noi abbiamo espositori dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dall'Ungheria, da tutte le regioni d'Italia, quindi abbiamo tutti i requisiti per farla diventare nazionale. E ho detto anche al Presidente della provincia di darci una mano per arrivare a questo risultato. Si lancia un'anteprima, quello del Festival del Documentario dell'Agricoltura, un festival internazionale dove cerchiamo di raccogliere tutto quello che c'è in agricoltura. In questo modo avviciniamo anche tutta la classe dei giovani per il ricambio di questo settore che si chiama primario per qualcosa. Le aziende di Santa Lucia di Piave lanciano un messaggio alle istituzioni, ai politici, ai dirigenti pubblici di non vessare le aziende, di sburocratizzare e di andare incontro a queste aziende, perché andando incontro a queste aziende andiamo incontro e salviamo i posti di lavoro e salviamo la nostra gente.